Oggi analizziamo una parola simpatica che è la squarcioneria fatta dallo squarcione. Che significa? È uno che spende, si allarga, poi nel petto non c'è niente, perlomeno così fosse, squarcione. Squarcione che là che, non lo so, fanno troppe cose. Come dice il napoletano, no? E pure chiuso sta chiuso. Significa uno che ha tanta roba e la distrugge, diciamo. Ecco. Uno va a fare troppo spaccone. Dice io ho questo, ho quello, ho quell'altro, queste persone qua. La fedenzia. Squarcione e squarcioneria. La squarcioneria è l'atto che compie lo squarcione. Cioè praticamente è quando uno mette in mostra tutti i suoi beni per mettere la coppa nata, per dimostrare i suoi averi e per ridicolizzare gli altri. Questo termine ci viene dal latino dal verbo quartulare, a sua volta da quartus, che significa dividere in quattro. Ma questa divisione, in questo caso, è interpretata dai napoletani come un voler estendere a tutti per far vedere quanto si è forti. Lo squarcione è una persona boriosa, antipatica, che può fare sempre qualcosa per mettere la coppa, ma a noi non ci interessa tanto. Parola mia.